Va ora in onda la rassegna stampa. Ora in onda la rassegna stampa, conduce Antonino Danna. Grazie Federico, il Meneghino volante, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è appunto la rassegna stampa, io sono Antonino Danna, questa è l'edizione di oggi, venerdì 19 di maggio dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Allora, noi cominciamo subito la nostra rassegna stampa. Adesso vi leggerò i titoli dei giornali. Abbiamo cominciato il disco start stamattina è dei Fleetwood Mac, anno di grazia 1977, Don't Stop Thinking About Tomorrow, non smettere di pensare al domani, che è un invito di speranza per tutti, soprattutto per i nostri amici che ci ascoltano dall'Emilia Romagna. Yesterday's gone, ieri ormai è andato, però non ve lo scordate, perché io mi alzo la mattina e giustamente devo fare la rassegna stampa, ci mancherebbe, mi leggo i giornali, poi andiamo in onda, ognuno dice la sua, alle volte siamo d'accordo, alle volte no. Credo che il nostro sia un colloquio franco e più o meno intellettualmente onesto. Non trovo, diciamo che trovo un po' meno intellettualmente onesto quello che la segretaria del PD Elly Schlein ha detto ieri a Repubblica, dove è andata in visita pastorale, la quale ha parlato di cambiamento climatico, ha parlato di tutta questa roba qui, ma nessuno tra i preclari colleghi di Repubblica si è degnato di ricordare una cosuzza che ha scritto Carlo Cambi ieri sulla Verità e che io vi ho letto ieri, per cui potete andare a trovarla nel podcast, e cioè che l'attuale segretario del Partito Democratico, di armocromista munito, prima di diventare segretario del Partito Democratico era vicepresidente della regione Emilia-Romagna, ma in particolare aveva le deleghe al cambiamento climatico, che includeva anche la sicurezza appunto idrogeologica e la sicurezza del territorio. Al che uno dovrebbe dire: sì, va bene, tutte belle parole, ma quando eri lì che cosa hai fatto? E però stranamente questa domanda non è stata posta alla
segretaria del PD. Per cui avrò modo di ragguagliarvi su questo. Voi, se volete, potete cominciare a commentare attraverso la Zappa 346 642 7756. Mi giunge anche voce che a quanto pare il Movimento 5 Stelle avrebbe proposto di utilizzare i soldi del ponte sullo Stretto di Messina, soldi che peraltro sono vincolati, quindi non si possono usare, per la ricostruzione dell'Emilia Romagna. Io proporrei di usare i soldi del reddito di cittadinanza, perché francamente a una regione in cui si lavora e si pagano le tasse, forse è meglio dare dei soldi che vengono utilizzati per garantire che la gente stia a casa con una coscia sopra e una sotto, se vogliamo fare del benaltrismo di rango. Poi parlano proprio loro che quando a Genova si discuteva di fare la Gronda, dicevano ah no, la Gronda no, ridacchiavano e dicevano che i Benetton gli avevano assicurato, anzi la società Autostrade, che allora era in mano ai Benetton, gli aveva assicurato che il Ponte Morandi sarebbe rimasto in piedi per altri 100 anni. Così, tanto per ricordarlo, perché in questo paese ci scordiamo spesso i fatti e invece il vizio della memoria va coltivato. Va bene, cominciamo con i titoli. Federico, intanto buongiorno, buon lavoro a te, tutto bene stamattina? Sì. Non ci lamentiamo, Antonino, è venerdì. Come è andato il tuo trasferimento interno alla città? Perché tu sappiamo che ogni mattina impieghi mezz'ora per arrivare al lavoro, pensa che c'è gente che si mette con la tenda davanti all'università, quindi. È dura, Perché non ti metti con la tenda in via Bellerio tu? è dura, ma non mi lamento. C'è sempre chi sta peggio, ecco, si può dire. Amen. Va bene, cominciamo coi titoli. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, il fatto, il cordoglio di Francesco. Nei 42 comuni coinvolti ci sono 10.000 sfollati e 27.000 senza elettricità. Bonaccini chiede un commissario, prove di riemersione. La Romagna resta in allerta rossa, salgono a 13 le vittime, nuovi allagamenti a Lugo e Cervia, frane e smottamenti. Il vescovo di Faenza, feriti ma pronti a ricostruire. Le imprese contano i danni, 5.000 aziende agricole sott'acqua. Ah, anche il vescovo di Faenza ha parlato di manutenzione. Quindi tutta la storia della CO2 va bene fino a una certa parte. Poi vedrete sul Corriere della Sera c'è il Nobel Parisi che dice ah sì, è tutta colpa della CO2, quando Franco Prodi, che è fisico, dice l'esatto contrario. Qui manca solo che intervistiamo pure a Cloris Brosca, ve la ricordate? La zingara di Luna Park, ci dice lei com'è la situazione. Politica, che peraltro è anche una grande attrice, Cloris Brosca, che ha lavorato con Edoardo, mica con me. Politica, da INPS e Alleanza contro la povertà, critiche all'assegno di inclusione, Banca Italia, diseguaglianze, deficit, i rischi della flat tax. Andiamo avanti. Corriere della Sera, il Corrierone, anche qui l'apertura naturalmente è di tutti i giornali sull'Emilia, poi abbiamo come temi la flat tax, la giustizia e naturalmente l'autonomia che continua a tenere banco. Poi ci sono due notiziole, una è la polemica sul canone della RAI che la Lega vuole abolire e una missione di pace che che tra un po' vi racconterò. Corriere della Sera, il maltempo, la tragedia, i centri colpiti sono una quarantina, distrutto il litorale, oltre 27.000 senza energia elettrica, lunghe code in autostrada, fanghe vittime, paesi devastati. Emilia Romagna, i morti salgono a 13, comuni sott'acqua, soccorritori dopo 3 giorni e ancora un disastro. Di spalla il summit, la premier in Giappone, Meloni, il G7 la linea per fermare Pechino, fisco la relazione, timori per il welfare, Banca Italia, la flat tax è poco realistica. Il Fatto Quotidiano, Romagna, altri 5 morti, il professor Pileri, 9 autostrade nella norma del 2017. La legge Bonaccini anticonsumo di suolo è riuscita ad aumentarlo, il 70% è in pericolo. La regione è il ventre molle del nord, esposti ad alluvioni e frane 3 milioni di abitanti. Ora il presidente vuole pure la nomina a commissario. Il Giornale, abuso d'ufficio, una condanna su 100, così si blocca l'Italia, il 99% delle inchieste contro gli amministratori non porta a nulla. Ora la maggioranza cancelli il reato. A Hiroshima, Meloni al G7, nel mirino resta la via della seta voluta da Conte.
Fotonotizie, c'è zero titoli José Mourinho, dopo l'Inter altre due italiane, Roma e Fiorentina in finale, la Juve messa KO dal Siviglia, di spalla l'esecutivo studia la rimodulazione, la battaglia dei sindacati per farci pagare il canone della RAI. QN, giorno nazione, resto del Carlino, l'alluvione in Romagna non si ferma, 14 morti, le ultime vittime sono anziani intrappolati nelle case, migliaia gli sfollati e ravennate sott'acqua, danni incalcolabili alle colture, intervista al ministro Lollobrigida, subito gli aiuti, senza fine. Ecco qua questa fotografia che arriva da Lugo di Romagna, dove questo ragazzo è su questa graziella in mezzo a questo viale, completamente seppellito, sepolto dall'acqua. E in basso c'è questa missione speciale, piano di pace verso l'Ucraina, Zuppi verso Kiev, inviato del Papa. Attenzione perché qui mi pare che la rotta sia sempre quella, cioè qui stanno approcciando come hanno tentato con la Cina, usano Sant'Egidio perché Zuppi è un pezzo grosso della comunità di Sant'Egidio, ecco perché stanno spedendo lui in Ucraina. Non lo mandano in qualità di presidente dei vescovi italiani, ovviamente, è sottaciuto che ci va per Sant'Egidio. Sant'Egidio lo usano come ballon d'essai per prendere i contatti informali. Se la cosa funziona, allora poi la diplomazia vaticana ci si infila, se no li lasciano andare. Non escludo a questo punto che qualcuno di Sant'Egidio, che magari conosce bene la lingua russa, stia cominciando a fare qualche viaggio, magari in Turchia, chi lo sa, per andare a incontrare qualcuno che parla il russo come lo sa. Speriamo bene, dai. Il Mattino, danni per miliardi, si aggrava il bilancio dell'alluvione in Emilia-Romagna, 13 morti, sfollati in aumento. Bonaccini, ricostruiremo tutto, il governo pronto a dichiarare lo stato di calamità. Le infrastrutture cancellate, da rifare 400 strade, le criticità dei territori, la mappa dei rischi, al top c'è la Campania. Lo scenario, De Luca sfida il PD e Schlein, ipotesi Renzi, il governatore vuole il terzo mandato, ma dal suo partito risposte negative, rendetevi conto, il terzo mandato, 15 anni. Il Tempo, emergenza maltempo, i soldi ci sono, usiamoli. Il ministro Ciriani spiega, le regioni hanno già risorse per la messa in sicurezza. Nel CDM di martedì le misure del governo, aiuti in tempi rapidi, cresce il bilancio della tragedia, le vittime sono 13, gli sfollati oltre 20.000. Centropagina c'è Mourinho con questa posa da duro, con Inter e Fiorentina sono tre le italiane in fondo alle coppe, Roma in finale di Europa League, ultimo atto a Budapest col Siviglia. In basso Grillini contro la proposta di abolire la tassa, nel 2019 volevano eliminarla, amnesia 5 Stelle sul canone della RAI. La Repubblica, l'emergenza in Emilia-Romagna, il disastro dei soldi mai spesi, quasi 9 miliardi di euro stanziati nel 2018 per combattere il dissesto idrogeologico sono rimasti inutilizzati. Dopo le inondazioni all'ora delle frane crollano strade e ponti, decine di centri isolati. I sindaci eroi coordinano i soccorsi. Di spalla, Schlein, il governo usi i fondi del PNRR per salvare subito il territorio. Siamo disponibili al dialogo con gli alleati partendo da 3 priorità: lavoro di qualità, giustizia sociale, questione climatica. Su queste basi si trovano punti di convergenza importanti. Centropagina su Repubblica, questi ragazzi, Sara Luce Rodio, 14 anni, Luca Battistini, 18, Giulia Montesi, 19, Simone Longo, 19, Arianna Signani, 18, Sebastiano Foschi, 21 anni, i giovanissimi angeli del fango, come a Firenze nel 1966. Credo che tra di voi non manchi qualcuno che a quel tempo è andato a spalare volontariamente e meritoriamente fango per liberare Firenze dalla devastazione dell'Arno. La Stampa, Schlein boccia l'autonomia, Ciriani, modifiche possibili, parla il ministro, Mazzaia, non si stracci le vesti, non c'è nessuna manina. Sale a 13 il bilancio dei morti, atteso un nuovo ciclone, Romagna, Musumeci accusa, prevenire non porta voti, che è quello che diceva Andreotti. E poi vediamo anche la sua intervista perché è molto interessante.
La Verità, disastro Emilia-Romagna, almeno 13 morti, sfollati a migliaia, si nascondono dietro il clima per coprire la loro incuria. La sinistra governa da sempre la regione, dalla Schlein in giù si riempie la bocca di transizione ecologica. Risultato, trascurati comuni lavori di manutenzione. Esperti concordi, il riscaldamento globale non c'entra. PD senza pudore, ora vuole Bonaccini commissario all'emergenza. Contridico le case INPS all'editore di Renzi, il presidente Grillino ha dato in esclusiva il patrimonio immobiliare dell'ente ad Alfredo Romeo, l'accordo non prevede obiettivi né misurazione dei risultati, la Corte dei Conti segnala perdite da decine di milioni. Giorgetti shock, sequestrare lo stadio alla Juve. Se la Juve, dico se, ha fatto falso in bilancio, perché togliere i punti? Sequestrino lo stadio che è un bene di proprietà. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a proposito del processo contro i bianconeri. Andiamo a vedere invece Italia Oggi di stamattina. Musk nelle presidenziali USA, il servizio di Tino Oldani, non è nato negli Stati Uniti, quindi non può diventare presidente come vorrebbe, ma metterà i suoi potenti mezzi affinché sia eletto il repubblicano Ron DeSantis, 44 anni. In Emilia-Romagna, tra l'altro, si aggrava il bilancio dell'alluvione, i danni ammontano a miliardi, il servizio di Alessandra Ricciardi, liti fiscali, pagamenti in 51 rate mensili, scadenza a fine mese, De Santis a pagina 25. Giulia Provino scrive presidi fissi della polizia negli ospedali per garantire la tutela del personale, emendamento al DL bollette. Abbiamo il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Il vecchio era intrappolato nella sua casa romagnola con l'acqua alta più di 1,5 metri. A trarlo in salvo ci ha pensato un giovane carabiniere che se l'è caricato sulle spalle con l'acqua che gli arrivava fin quasi al collo. Il vecchio, in equilibrio precario, aveva in mano un sacchetto di plastica. Chissà che cosa ci aveva ficcato dentro di così importante. La sequenza è stata ripresa da un fotoreporter che poi si è informato su chi fosse. Il giovane carabiniere così generoso. L'ha domandata al capitano Alessandra Verna, 31 anni, che guida la compagnia dei carabinieri di Faenza ed era sul posto a coordinare le operazioni di soccorso. È solo il nostro lavoro, ha spiegato. Il capitano è nipote di Rocco Chinnici, il magistrato siciliano che inventò il pool antimafia prima di essere ucciso da Cosa Nostra, figlio della magistrata Caterina, una dinastia di generosi servitori dello Stato, che sono tantissimi nonostante che le cronache sembrino far pensare il contrario. Dedico questo diritto e rovescio a tutti quelli che in maniera disgustosa scrivono la sigla ACAB sui muri, che vuol dire All Cops are Bastards. Tutti gli sbirri sono bastardi. Ecco, come vedete, non è così. Allora, Brescia oggi, andiamo a vedere i quotidiani locali. Castelletti, oggi il giuramento, rito in loggia per formalizzare l'incarico di sindaca. Consiglio comunale, come mutano gli equilibri. Andiamo avanti. Corriere del Mezzogiorno nella Campania, cultura, teatro mercadante, dossier contro le accuse di De Luca. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, corre il treno tra Bari e Napoli, De Caro e Manfredi vedono Salvini, entro l'estate doppio collegamento giornaliero. Corriere del Trentino, dopo lo scudetto un nuovo palasport. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, la proposta sull'autonomia non è blindata. Fratelli d'Italia sì alla riforma ma con modifiche dove serve. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, Capannone Lager, blitz e arresti, Bariano, 7 indiani clandestini costretti a dormire sui cartoni tra sporco e larve nelle farine. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, giunta, si discute sull'urbanistica, avanza, rinuncia all'ambiente e apre la strada a Cammarata, ma il terzo polo vuole una delega. Corriere della Sera, Dorso di Roma, bancarelle, stop agli abiti appesi. Corriere Torino, Salone del Libro, è già un successo, migliaia di visitatori negli stand, sale affollate dai bambini, solidarietà all'Emilia Romagna. Corriere dell'Alto Adige, tariffa rifiuti, scontro sugli aumenti. Corriere di Bologna, i soldi dell'Europa per ripartire, tragedia senza fine, il conto dei morti sale a 13, c'è un disperso. Bologna schiera 4.000 volontari. Corriere della Romagna, in guerra con le frane, ancora raffiche di interventi in provincia, emergenze in Valmarecchia e Valconca,
Sprofonda una strada a Montescudo, Montecolombo, abitanti evacuati. Corriere Fiorentino, la Toscana delle 100.000 frane, dossier Rispra, 154.000 abitanti in zona a rischio dissesto, dalla Lucchesia a Firenze la mappa. Gazzetta di Modena, fiumi in piena, ore di paura, Modena chiusa una falla sul Naviglio, in montagna 25 smottamenti. Gazzetta di Parma, alluvione, danni per miliardi, decise nuove evacuazioni, un disastro senza fine, trovate altre vittime, i morti accertati sono 13. Giornale di Brescia, pioggia e dissesto, ecco le zone più a rischio. Gazzettino Venezia e Mestre, sfollati la nuova tragedia. Giornale di Vicenza, ballottaggio, caccia ai voti. E poi chiudiamo con il Piccolo di Trieste, Varsila i motori marini, il tavolo al Ministero in pista H2 Energy e IMR Industries. Varsila ancora a stallo, restano solo due ipotesi, il gelo delle istituzioni insostenibile, i sindacati, sale la mobilitazione. Con questo abbiamo visto i titoli dei quotidiani, adesso vedo che sono già arrivate delle zappe e diamo un'occhiata. Buongiorno a tutta la nostra radio, ma il gran bel direttore dov'è? Tutto bene, Giusy? Giusy, il direttore al momento non c'è, tornerà, per adesso ci sono io di supplenza. Una bella denuncia alla Schlein per mancato intervento e procurato disastro, Marco di Piazza Brembana. Elly Schlein non ha fatto nulla per il territorio perché è una deviata ideologica, Marco da Milano. Al netto di chi per problemi certificati non è in grado di fare lavori di fatica, perché non vincoliamo il reddito di cittadinanza ad un contributo fatto sul campo da parte dei tantissimi percettori? Se collabori lo incassi, in caso contrario lo perdi. Io li manderei per esempio a spalare in Emilia Romagna, vedi che i 780 euro sarebbero giustificati. Nella mia Italia funzionerebbe così. Saluti Gianluca da Milano. La UE ci lasci 5 miliardi di euro che l'Italia lascia in più ogni anno di quelli che riceve, come 54 miliardi di residuo fiscale della Lombardia, Gianni da Brescia. Va bene, allora, se siete pronti facciamo questa immersione dentro Repubblica, perché vi dicevo, ieri Elly Schlein è andata in visita pastorale al quotidiano e naturalmente c'è stato questo forum, titolo di apertura: Schlein, il paese è fragile, ora usiamo il PNRR. La segretaria PD racconta la sua Italia a partire dall'alluvione in Emilia Romagna e dalle risposte al cambiamento climatico. Eccola qua con questo giubbotto che fa un po' corto maltese di colore blu scuro, poi sopra poi c'ha una maglietta, credo che sarà cotone di colore grigio. Questi sono i colori evidentemente suggeriti dall'arbocromista. Sotto si intravede probabilmente una maglietta bianca. Allora, perché sapete che questi sono dettagli importanti. È la prima volta che mi siedo al tavolo di una redazione, dice Elly Schlein appena arrivata nella sede di Repubblica per il primo forum da quando è segretaria del PD. Un'intervista a tutto tondo che affronta in profondità la politica estera, interna, i nodi delle alleanze, il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. La leader dei democratici parte dalla sua regione, l'Emilia Romagna, travolta insieme alle Marche da una drammatica alluvione. Un fenomeno devastante, non è il momento delle polemiche, ma dell'unità e della coesione nazionale. Noi come PD sosteniamo la raccolta fondi dell'Emilia Romagna e con i nostri iscritti siamo a disposizione di comuni e protezione civile, se serve, anche come braccia per spalare il fango. Ma soprattutto siamo disponibili a lavorare col governo per mettere in campo mezzi e risorse necessari per la messa in sicurezza dei territori per ristori e indennizi. Di questo e molto altro Schlein ha parlato nel forum con la redazione di Repubblica coordinato dal direttore Maurizio Molinari. Qui di seguito potete leggere una sintesi della conversazione. Domanda. Aprite bene le orecchie, ragazzi. Dopo questa ennesima alluvione da parte della politica, servono scelte più coraggiose? Sì. Nell'immediato per le zone colpite va bene la sospensione degli adempimenti fiscali, ma ci vorranno molte altre risorse, miliardi di euro.
e serve una semplificazione per gli interventi. In prospettiva è fondamentale un salto di qualità del sistema paese. L'Italia non ha ancora fatto i conti con la sua fragilità. Si parla in questi mesi di modifiche al PNRR, c'è chi dice che non potremo spendere tutte le risorse. Ecco, avrebbe senso mettere più fondi sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. Vi ripeto, ecco, avrebbe senso mettere più fondi sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. Poi diciamolo, possiamo migliorare la resilienza del territorio, ma è chiaro che questo qui è l'impatto della crisi climatica su cui questo governo è totalmente indifferente. Quindi stronzi voi che l'avete votato. Quante volte gli ecologisti sono stati accusati di dipingere scenari apocalittici? Purtroppo poi le cose accadono. Ve lo ripeto. Poi diciamolo, possiamo migliorare la resilienza del territorio, ma è chiaro che questo è l'impatto della crisi climatica, su cui questo governo è totalmente indifferente. Quante volte gli ecologisti sono stati accusati di dipingere scenari apocalittici? Purtroppo poi le cose accadono. Allora, queste parole vengono dette da una persona che fino al 24 ottobre, scriveva ieri Carlo Cambi sulla Verità e non è stata smentita la cosa. Ecco qua, vi leggo cosa aveva scritto Carlo Cambi. In un pensoso documento si legge al capitolo dedicato al clima: continuare a rafforzare la strategia a consumo di suolo zero e di rigenerazione urbana con un piano di rigenerazione e resilienza delle città e della città capace non soltanto di attingere alle risorse europee, ma anche di massimizzare gli incentivi alla riqualificazione edilizia, all'efficienza e alla sicurezza su larga scala. E appena più oltre, aumentare la tutela e un migliore utilizzo delle risorse idriche, migliorando gli ecosistemi, favorendo un uso sostenibile attraverso la riduzione dei consumi e degli sprechi nel settore residenziale, industriale e agricolo, water footprint, migliorando qualità e disponibilità in un'ottica di dimezzamento delle perdite di rete, aumentare, innovare, migliorare la capacità di stoccaggio, riutilizzare le acque reflue meteoriche approfittando della possibilità di presentare progetti nell'ambito del programma nazionale di ricerca, ma soprattutto, due punti aperte virgolette, investire, virgola, anche grazie alle risorse del Next Generation EU, virgola, in un piano strategico di manutenzione, virgola, difesa e adattamento degli insediamenti e infrastrutture esistenti, virgola, e di prevenzione del dissesto idrogeologico e di difesa della costa attraverso una programmazione pluriennale condivisa con gli enti locali. Chiuse virgolette. Questa è la stessa persona che ieri è andata a Repubblica e ha detto che avrebbe senso mettere più fondi del PNRR sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. Scusate, ma ci pisciano in testa e ci dicono che piove qua, ragazzi. Perdonate, io non amo la diplomazia, non sono un diplomatico, mi dispiace, chiedo scusa, ma io mi sto sentendo preso in giro. Non so voi, ma io sì. Ecco, avrebbe senso mettere più fondi sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, ha detto ieri la Schlein. Poi diciamolo, possiamo migliorare la resilienza del territorio, ma è chiaro che questo è l'impatto della crisi climatica su cui questo governo è totalmente indifferente. Quante volte gli ecologisti sono stati accusati di dipingere scenari apocalittici? Purtroppo poi le cose accadono. Ma come? Ma se tu da assessore dovevi fare di tutto per prevenirle, dovevi farla tu il piano di prevenzione e di tutela dal rischio di dissesto idrogeologico, mica io, tu lo dovevi fare. Vabbè. Andiamo con la seconda domanda, perché naturalmente mica è finita qua l'intervista. Vi piacesse, diceva qualcuno. Adesso ve la voglio proprio leggere tutta quanta, perché è bene che voi siate pienamente edotti della cosa, perché nulla deve restare impunito, diceva quello. Allora, io vi vado a leggere
perché se no non riesco a vederla bene. Ecco, devo ingrandirla da qui. Aspettate che ora la ingrandiamo, così vi leggo la seconda domanda che è stata posta alla segretaria del PD. Uno dei problemi dell'ultima tragedia è l'assenza di bacini di espansione per i fiumi che hanno esondato. Una parte dell'ambientalismo italiano è contraria. Il PD come si pone? Risposta: non sono una tecnica. Ma scusate, ma ero ubriaco io o l'ho letto poco fa che era lei che doveva predisporre il piano per la tutela? Scusate, ve lo rileggo perché se no forse mi sbaglio io. Dov'è investire anche grazie alle risorse del Next Generation EU in un piano strategico di manutenzione, difesa e adattamento degli insediamenti e infrastrutture esistenti e prevenzione del dissesto idrogeologico e difesa della costa attraverso una programmazione pluriennale condivisa con gli enti locali. Qua invece la risposta è: non sono una tecnica. Vabbè, bocca mia taci. Sicuramente, continua Elli, c'è un tema di politiche di contrasto al consumo del suolo, di adattamento, di prevenzione del dissesto. È ineludibile un piano nazionale. Non possiamo spendere 4 volte dopo i disastri ciò che spendiamo in prevenzione e che tu avresti dovuto spendere. 13 morti, 40.000 sfollati, danni per miliardi. E questa viene a dire, come se niente fosse: non sono una tecnica. Federico, sono le 8, va. 30 secondi di pausa, per favore, perché... Vai. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie Federico. Allora, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Vi sto leggendo l'intervista, insomma, questo forum che la Schlein ha avuto con la redazione di Repubblica. Andiamo avanti. Quindi vi ricordo che Elly Schlein, che da vicepresidente della regione Emilia-Romagna era incaricata di stendere un piano per la prevenzione del rischio idrogeologico, intervistata e interpellata da Repubblica sui bacini di espansione e sulla loro utilità contestata dagli ecologisti, ha risposto che lei non è una tecnica. Lo lascio al vostro commento e al vostro giudizio. Andiamo avanti, altra domanda. Il vice premier Matteo Salvini dice il paese paga decenni di politiche del no. Che visione contrappone il PD? Non so a cosa si riferisca, ma dico: non dividiamoci anche sul dissesto idrogeologico, troviamo le risorse. Si vede che Salvini era ubriaco e volete vi dica. Non so a cosa si riferisca. Beh, io non so a che cosa si riferisse il piano che dovevi partorire tu quando eri vicepresidente della regione Emilia Romagna, però ok, ci sta, per carità. Vabbè, poi dopo ci sono domande che vengono poste sull'autonomia differenziata di Calderoli. Che farà il PD se la maggioranza tira diritto? Siamo contrari nel merito e sul metodo, percorso nato su forzature gravi. Non sono stati coinvolti i territori ed è stato scavalcato il Parlamento, perché i livelli essenziali delle prestazioni che toccano la carne viva e le fratture sociali del paese, quindi salute, sanità, trasporti locali, verrebbero fissati da una commissione tecnica del governo.
Avanzare questa proposta senza mettere un euro per il fondo di perequazione, che dovrebbe essere di almeno 50 miliardi, significa prendere in giro le persone. Approvare invece la riforma del titolo quinto a pochi giorni dalla scadenza della legislatura, coi voti di sola maggioranza del centrosinistra, e per giunta scrivere nell'articolo 116 della Costituzione che l'autonomia va attuata e ora la stanno attuando, però a lei non va bene. Si piantano bandierine ideologiche e si rischia di dividere ulteriormente il paese, di acuirne i divari. Siccome il governo ci ha invitato a dialogare sulle riforme, noi abbiamo detto chiaramente che ci stiamo. Non sul presidenzialismo o sul premierato, ma sulla sfiducia costruttiva per una legge elettorale che cancelli i listini bloccati. Ma ci siamo, se è un confronto vero, se non hanno già deciso come va a finire, se c'è una moratoria sull'autonomia differenziata, oltre che sui blitz della destra contro i ballottaggi. La risposta l'abbiamo vista, la Presidente del Consiglio ha detto che presidenzialismo e autonomia differenziata stanno insieme, noi ci batteremo per fermarli. A proposito di autonomia, in passato la sua regione, l'Emilia-Romagna, è stata in prima fila per rivendicare per sé molte materie. È stato un errore? Oggi non è in discussione la proposta dell'Emilia-Romagna, ma quella di Calderoli, e contro questa anche il presidente Bonaccini si è espresso con nettezza. Inflazione, salari bassi, precarietà, l'Italia non riesce a uscire da una condizione sociale di estrema sofferenza. Se fosse al governo, quali sarebbero le sue prime azioni? Questa è l'emergenza del paese, ma il governo va nella direzione sbagliata. Nel decreto lavoro nascondono un aumento strutturale della precarietà che incide anche sulla crisi della natalità. Se ho un contratto che scade fra un mese, non penso a costruire una famiglia. Cosa fare? È interessante quello che ha fatto la Spagna, dove il governo ha limitato fortemente i contratti a termine. È necessario un intervento per aumentare i salari, che sia strutturale però, e servono una legge sulla rappresentanza per spazzare via i contratti pirata e il lavoro e il salario minimo. Il reddito di cittadinanza poteva essere migliorato, certo, ma non azzoppato così. Vabbè, poi si parla di Ucraina, dice accanto al sostegno pieno non dobbiamo perdere l'aspirazione a un ruolo diplomatico-politico dell'UE che possa contribuire alla fine del conflitto, ma deve essere una pace giusta, non ci può essere equidistanza. Si parla del MES, abbiamo già chiesto conto al governo della mancata ratifica. Dal punto di vista della credibilità internazionale mi sembra opportuno che l'esecutivo proceda, i NUE stanno aspettando solo noi, quindi ci dobbiamo impiccare col MES. Come vede il PD la proposta della Commissione di riformare il patto di stabilità e crescita, e da federalista UE pensa che una vittoria delle destre alle europee possa compromettere il progetto dell'Unione? Sono una federalista europea convinta. Il rischio di una vittoria delle destre è da sventare. È preoccupante che una parte dei popolari stia ragionando sull'asse coi nazionalisti. Si rischia di intralciare il processo di integrazione, senza il quale rischiamo di non mettere in campo le risposte che servono alle grandi sfide. Penso al clima, ma anche al fisco. Pensa al clima, quella che doveva fare il piano per la sicurezza idrogeologica nell'Emilia-Romagna. In Italia come pensa di costruire le alleanze? Non ci sono scadenze particolari, se non le amministrative e poi le europee, dove ognuno presenterà la sua lista. Sui territori da parte nostra c'è una grande apertura a trovare punti di incontro. A Brescia abbiamo vinto al primo turno in alleanza col Terzo Polo, a Teramo coi 5 Stelle. Continueremo a essere molto disponibili a iniziative comuni. Ancora, altre domande, vabbè, si parla della Meloni, cosa pensa della Premier, è la nostra avversaria, la mia avversaria, tra avversari ci deve essere rispetto e quando occorre anche dialogo, grazie Sire. E che c'è, vi siete scambiati i numeri di telefono? Ci mancherebbe che non avessimo canali di dialogo, ho ricevuto una telefonata quando mi sono insediata, sappiamo come trovarci, ma sono più le cose che ci diciamo pubblicamente. Che farà il PD per arginare l'assalto della destra alla RAI? Meloni è nostalgica degli editti di Berlusconi. Cioè, vabbè, vedo una fame di poltrone, un'occupazione senza visione strategica, con un impoverimento dell'offerta pubblica. Purtroppo è stato così anche in passato, ma vogliamo che Meloni sia l'ultima premier a procedere alla lottizzazione. Vogliamo costruire una riforma che favorisca pluralismo e indipendenza. Cosa ne pensa dell'inchiesta di Repubblica che svela gli affari della famiglia Meloni? Fate il vostro mestiere, è giusto che vigiliate.
Procuratore nazionale antimafia Melillo ha lanciato un allarme sugli interessi delle mafie per il PNRR. Attenzione, siamo preoccupati perché il governo pensa ai condoni, all'innalzamento del tetto del contante, a un codice che favorisce subappalti a cascata. Così rendono più difficili i controlli. Un'ultima domanda: cosa pensa del duello tra democrazia e autocrazie? Che rapporto dobbiamo avere con Mosca e Pechino? Non dobbiamo mai dare per scontata la democrazia. Antonino, non ti sentiamo. Mandiamo un jingle. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci qui Antonino, ora ti sentiamo. Ecco, sì, insomma, queste sono le cose che ha detto la Schlein. Allora, altre zappe che voi avete inviato: se non è una tecnica invece di blaterare a vuoto, vado a spalare il fango coi volontari. Marco da Milano. Questi governano da 70 anni, hanno il coraggio di dare colpe ad altri. Giuseppe. Articolo per la sfacciata segreteria del PD e al saccente arrogante Bonaccini. Gianni da Genova. Elly Schlein a Repubblica, un'intervista tutta tonta. Vede una fame di poltrone, certo che è detto da una comunista, Lorenzo 19.9. Allora, Giussi, non era una polemica, Antonino, ma pure interessamento umano. Ci mancherebbe. Buona giornata pure a te. Allora, io vi ho letto questa intervista. Ripeto, vedo che state commentando, lascio a voi le vostre considerazioni. A proposito, se vivete in Emilia Romagna, 0292947222, chiamate, raccontateci com'è la situazione da voi, com'è che stanno andando le cose. A proposito, anche questa polemica su Bruce Springsteen che si è esibito ieri a Ferrara, posso dire, io non ci sarei andato e francamente, secondo me, non era concerto da fare, anche perché tutto quell'apparato di forze dell'ordine, assistenza, Croce Rossa e così via, mobilitato per un concerto, io l'avrei mobilitato per andare a dare una mano a quelli che al momento si trovano le case allagate. Scusate, ma la vedo in questi termini. Per la musica, le canzonette, i concerti, i grandi momenti tutti assieme, ci sarà tempo dopo. Allora, questa è l'intervista che io vi ho letto di quella della segretaria del PD, Elly Schlein, la quale dice: io non sono una tecnica. Lei non è una tecnica, però aveva competenze e le erano stati attribuiti dei compiti dal sapore tecnico, dalla valenza tecnica, perché chiaramente decidere dove fare. E vedete, ieri allora aveva ragione Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Benedetta sia Italia Oggi, non perché a volte ci scrivo anch'io, ma perché, come vedete, ci scrivono persone che sanno quello che dicono, il quale spiegava proprio questo, che con l'abolizione dell'autorità del magistrato alle acque per il Po, e quindi più in generale che si occupano della sicurezza delle acque e del rischio idrogeologico, con questa abolizione si è finiti per dare potere agli assessori. Gli assessori che naturalmente ragionano secondo logiche politiche. Sparito anche il genio civile che ragionava invece secondo logiche degli ingegneri, giustamente, tutto questo è stato lasciato alla politica e il risultato è questo, che una che doveva occuparsi di queste cose poi va a Repubblica come se niente fosse e dice: ma io non sono una tecnica. No? Vabbè, in tutto questo la Verità stamattina intervista la capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna e dice: Bonaccini promette ma non esegue. Schlein era un assessore fantasma.
Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio, la Regione è in grave ritardo sugli interventi. Delle 23 casse di espansione, sentite qua, no? Perché lei non è una tecnica, la Schlein. Delle 23 casse di espansione programmate ne funzionano solo 12 e la Corte dei Conti parla di 55 milioni restituiti senza essere stati spesi. Intervista del collega Carlo Tarallo. Marta Evangelisti, lei è capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. La Regione quali responsabilità ha sulla mancata prevenzione? In questi anni la Regione ha programmato interventi di sicurezza idrogeologica spesso mai realizzati. È mancata la fase esecutiva, la più importante, e poi sicuramente la prevenzione ordinaria, quella che deve essere costante, capillare, che richiede tempo e risorse. Purtroppo non si vede, non porta voti e quindi da anni non viene fatta. Le casse di espansione dei fiumi funzionano? Se adeguatamente progettate e regolarmente monitorate con interventi di manutenzione funzionano. Che strano, questa non ha risposto, non sono una tecnica. Chi è? Marta Evangelisti, capogruppo Fratelli d'Italia in Regione Emilia-Romagna. Guarda un po', vi ripeto la domanda. Le casse di espansione dei fiumi funzionano? Se adeguatamente progettate e regolarmente monitorate con interventi di manutenzione funzionano. Ma debbono essere pensate anche per eventi ordinari, non solo straordinari. Nella parte della Romagna poi non ce ne sono, quelle esistenti sono in zona emiliana. Quanti milioni di euro sono stati stanziati e non spesi dalla Regione per sicurezza e perché? Ho depositato numerosi atti ispettivi per conoscere il reale ammontare degli stanziamenti da parte della Regione e quanto è stato veramente speso. Siamo in attesa di risposte che tardano ad arrivare. Da quello che apprendo da fonti non ufficiali e da dichiarazioni del presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna per la legislatura 2020-25 ha programmato interventi di sicurezza idrogeologica pari a circa 800 milioni di euro, suddivisi tra fondi statali, europei e regionali. La Corte dei Conti attesta inoltre 55 milioni di euro del biennio 2021-22 restituiti. Anche rispetto a questa cifra, che si legge destinata a manutenzione, taglio, sfalcio e opere similari, abbiamo chiesto chiarezza perché la Regione nega, adducendo dinamiche relative al patto di stabilità che ne hanno impedito la spesa. Vedremo. Quante opere sono rimaste solo sulla carta e perché? In base ai dati ufficiali fornitici dagli uffici competenti, tra il 15 e il 22 la Regione ha erogato finanziamenti per la realizzazione di 23 casse di espansione. A oggi risultano 12 casse funzionanti, 2 parzialmente funzionanti, 9 non in funzione. Il perché bisognerebbe chiederlo a Bonaccini e all'assessore all'ambiente Irene Priolo. Quali criticità sono state ignorate dalla Regione? Sicuramente è stato ignorato il dovere della manutenzione a partire dai corsi d'acqua e dalle reti di scolo. Centinaia sono i corsi tombati su cui poi si è costruito. È stata fatta una costante e capillare manutenzione? Non risulta. Se andiamo a vedere ad esempio a Bologna il tombamento del canale Ravone, cosa troviamo all'interno? Una massa di tronchi. Da almeno 15 anni non è stato fatto nulla. Poca attenzione anche per gli argini ridotti a colabrodo dalle tane di nutrie. E poi va ripensata la funzione dei consorzi di bonifica a livello regionale, anche la legge sul taglio del bosco. Impensabile che per fare manutenzione di un castagneto o per raccogliere legna a uso personale venga richiesta una domanda autorizzativa da inviarsi tassativamente mediante SPID. Surreale. Lo scriveva Virgilio, cura la montagna se vuoi preservare il piano. Quante segnalazioni avete fatto come opposizione senza essere ascoltati? Decine di atti di sindacati ispettivo a tutti i livelli, regionale, metropolitano, locale. Abbiamo chiesto conto della pulizia dei fiumi, degli argini, modifiche della legge sul taglio del bosco, politiche più incisive sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e sul contenimento di alcune tipologie di animali selvatici. Particolare attenzione è stata rivolta al tema delle casse di espansione, la cui progettazione risulta inadeguata e tardiva. Tante perplessità tradotte in atti anche sulla legge regionale sul consumo di suolo, poco ascolto da parte della regione e molta sindrome da prima della classe con questi risultati.
E Lee Schlein che ruolo aveva e che cosa ha fatto in quest'ambito? La Schlein è stata vicepresidente e assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica, patto per il clima e un sacco di altre deleghe, ma non ha lasciato grande traccia. Io sono entrata in consiglio l'11 ottobre scorso, quando ancora non si era dimessa, ma non l'ho vista in aula e pare molto poco vi fosse anche prima, stando alle dichiarazioni dei colleghi. Lei e il presidente Bonaccini sono stati più impegnati a costruirsi la strada per la guida del partito che a costruire una strada per risolvere i problemi dei cittadini, e i fatti di questi giorni lo attestano. Così Marta Evangelisti, che è capogruppo di Fratelli d'Italia alla regione Emilia-Romagna. Ergo, anche qui lascio questo al vostro commento, alla vostra attenzione, ecco. Allora, vabbè Antonino, nel Paradiso Rosso Emiliano Romagnolo tutto è consentito, Lorenzo 19.9. No, è che alle volte basta fare le domande, tutto qua. Scusate, ma la segretaria del PD ha la cittadinanza italiana oppure svizzero-statunitense? No, è cittadina italiana. Se così fosse, vuol dire che una non italiana che sia in passato e si occupa di cose nostre e con che diritto? No, è una cittadina italiana. Il metodo usato dai media per trattare questa tragedia è il cambiamento climatico, è lo stesso usato per la guerra e il Covid, di cosa ti stupisci? Ciao Antonino, allora ti sei fatto un'idea sull'articolo che ti ho linkato? Sì, Lucky, guarda, io alle scie chimiche non ci credo, è la madre di tutti i complotti e francamente le lascio dove stanno. Buon Antonino, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Se domani si votasse in Emilia-Romagna il PD vincerebbe ancora, che a causa del suo mal pianga se stesso, ma non lo so, non credo che vincerebbe ancora. Allora, procediamo con le... Vi dicevo, c'è un'intervista al ministro Pichetto, perché a questo punto vogliamo sapere un po' come stanno le cose, perché al di là di queste cose che vi ho letto, c'è il ministro Pichetto che sottolinea un'altra cosa ancora. Chi è? Buongiorno Antonino, buongiorno a te. Marta Evangelisti dice il vero, Bonaccini ed Elli non sanno cos'è la collina. Aggiornamento, ora l'emergenza è a Ravenna, verso il mare, fiumi riuniti, dove ancora strade chiuse e sfollati. Il timore è che piova ancora oggi e domani, e tra un po' sentiremo il meteo, tra l'altro. Il popolo dell'Emilia Romagna ha votato Bonaccini a sinistra con risultato disastro, perché il PD è sempre per il no, soprattutto quando si tratta d'ambiente. Non ha controllato cosa faceva l'assessore Schlein. Anna Maria da Vicenza. Allora, il ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, viene intervistato e gli si chiede, insomma, che cosa vuole fare il governo, quali saranno gli interventi a sto punto in Emilia-Romagna. E allora, martedì verrà deliberato lo stato di calamità per le zone colpite dall'alluvione. C'è il blocco di mutui e riscossioni tributarie, speriamo sia finita, ma la prevenzione va fatta, altrimenti ci saranno stragi anche peggiori. Ma alla prevenzione del dissesto idrogeologico non sono stati dati i fondi? Valutiamo l'attivazione del Fondo di solidarietà europeo, ma non è una questione di soldi, bensì capacità di spesa. Ad esempio, dei fondi per la coesione 2014-19 emerge ora che siamo stati capaci di utilizzare solo il 34% dei 126 miliardi stanziati. Quindi i soldi per fare la prevenzione ci sono, ma non li usano. E non si tratta solo dell'Emilia-Romagna, evidentemente. E allora che fare? Serve pianificazione, programmazione di comuni, province, regioni e Stato. Ma quando viene decisa, un'opera di prevenzione va fatta, non può esserci ogni volta un comitato che blocca tutto. Ce l'ha con quelli che ha definito ambientalisti da loft? Con la burocrazia, troppi pareri richiesti. Non difendono il territorio da scempi ambientali, spesso sono solo moltiplicazioni di medesime valutazioni. A volte si perde tempo prezioso con monitoraggi e costituzioni di commissioni e valutazioni. Occorre snellire, lo dicono tutti.
Fondamentale per questo governo è avere il coraggio delle proprie azioni e decidere, a costo di subire critiche di abuso di decisionismo. A cosa si riferisce? Nel 90% delle gare chi arriva secondo fa ricorso e blocca tutto. Quindi nel nuovo codice appalti abbiamo scritto: chi vince fa i lavori, se sbaglia pagherà i danni. Io poi ho raddoppiato i membri delle commissioni di VIA, valutazione impatto ambientale. Che opere da fare in fretta? La defanghizzazione, ad esempio. Le dighe sono ricoperte per metà di fango, che fino a un mese fa era considerato un rifiuto da smaltire, nonostante sia in acqua da bere. Ma è solo terra, e con un decreto lo abbiamo chiarito. Cioè, vi rendete conto che qua c'è voluto un decreto per spiegare che il fango è terra in mista d'acqua e non un rifiuto speciale? Ma vabbè. Ve lo giuro, certe volte nemmeno io ci credo a quello che sto leggendo, perché mi dico questo è uno scherzo per vedere se ci casco. La manutenzione serve, ma pure il buco di una nutria richiede che qualcuno che lo tappi in fretta. Come impedire che al prossimo evento avverso si torni a scoprire che l'unica prevenzione sul campo è l'invito a salire sui tetti? L'Emilia-Romagna è la regione a maggior rischio idrogeologico. Il quantitativo di pioggia degli ultimi 15 giorni è stato pari alla metà di quell'annuale. Con il vento l'Adriatico ha fatto da muro all'acqua. Un evento estremo, ma che col cambiamento climatico dovuto al riscaldamento terrestre si può ripetere. Non eravate più scettici sul cambiamento climatico? No. Abbiamo sottoscritto gli obiettivi dell'abbattimento al 55% delle emissioni al 2030 e la neutralizzazione al 2050. Ma vogliamo tabelle adeguate al nostro paese. Non serve un unico interlocutore. Renzi rinfaccia l'abolizione della struttura di missione contro il dissesto. Non era risolutiva. L'interlocutore unico c'è ed è la Presidenza del Consiglio. Le decisioni vanno prese da comuni, province, regioni e dal governo, ma poi si deve agire. Cioè non è che qua decide uno, qua decidono regioni, province, comune e governo, e poi si deve agire. Ok, armiamoci e partite. Nel frattempo, naturalmente, c'è chi si sta rimboccando le maniche perché c'ha i mutui da pagare per le spese che ha fatto per guadagnarsi pane. E vi voglio leggere a Bellaria questa corrispondenza del Corriere della Sera che arriva da Bellaria, dove c'è questo Bagnogino 5960. Il titolare Paolo Rinaldini racconta, dice: ci ha devastato tutto la burrasca. Tavolini di legno, paletti, passerelle, gazebbi, tutte e 15 le nostre cabine sono piene di fango e legna. Dovremo verniciarle di nuovo perché la schiuma del mare sporca. Ora è una corsa contro il tempo. Al Bagnogino assicura hanno accatastato almeno 2 montagne di detriti. 2 montagne? Sì, parlo di montagne perché i rifiuti erano l'equivalente di 2 camion. Nella zona del porto invece c'è una vera e propria foresta. In alcune parti non si vede nemmeno la sabbia, è nascosta sotto la legna. Dal fiume scendono grossi tronchi d'albero, tronchi, piante, canne di bambù. Praticamente emerge tutta la pulizia che non viene fatta e noi poi teniamo pulite le spiagge. Quant'è il danno? Se ci riferiamo a quello collettivo e quindi alla sabbia mangiata, qui mancheranno almeno 10 metri di spiaggia. Significa meno file d'ombrelloni e quindi meno turisti d'estate. E poi c'è il problema della duna, cioè abbiamo una duna parallela a tutte le cabine. Quando c'è una burrasca il mare la porta via. Ma quella sabbia ci serve, la stendiamo per poi mettere tavolini, ombrelloni e lettini. Quante sono le perdite? Farei fatica a dire adesso, aspetto la fine della stagione per i conti, ma noi siamo legati al meteo e le burrasche incidono. Le spiagge a Bellaria sono anche piccole. Questi disastri naturali sono talmente forti e frequenti che i lavori di ripascimento non bastano più. Finora si facevano una volta ogni 10 anni. Più che dai finanziamenti, alle istituzioni chiederei più attenzione per queste attività. I bagnini hanno bisogno di maggiori interventi sulla costa per allungare le spiagge. Cosa la preoccupa di più adesso? Il 27 maggio dovremo riniziare la stagione, siamo indietro con i lavori. Avevamo sistemato tutto, adesso dobbiamo ricominciare da capo. Non ci scoraggiamo, ma ogni volta che c'è una mareggiata siamo in ginocchio. Mi tremano le gambe solo a leggere l'avviso di allerta. Adesso provo rassegnazione. Perché? Siamo abituati a lavorare dentro le mareggiate, non ci fanno paura, ma non ci possiamo fare più niente, dobbiamo aspettare. E il mare non si ferma. Andiamo in pausa, sentiamo il meteo, che cosa ci dirà,
e poi dopo Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman, 1976. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice ciclonico staziona ad ovest della Sardegna e da questa posizione influenza ancora il tempo su parte dell'Italia. Al mattino spiccata instabilità soprattutto sulle regioni nord-occidentali, su quelle centrali tirreniche e sulla Sardegna, con elevato rischio di rovesci. Meglio invece altrove, ma con cieli irregolarmente nuvolosi anche sul resto del centro-nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potrebbero verificarsi al nord-ovest e su buona parte del centro. Andrà meglio invece al nord-est e al sud. Temperature stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove I fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci qua. Ci siamo? Sì? Direi di sì. Ci siamo. Perfetto, allora rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi.
Questa è sempre la rassegna stampa. Gianni da Genova, buongiorno Gianni, che stamattina non mi ha mandato una fotografia da Genova, mi ha mandato però questa lettera firmata che è stata pubblicata sul sussidiario, e lo ringrazio perché ve la voglio leggere. Allora, state un po' a sentire che c'è qua, anche perché vi ricordo che poi alle 9:15 abbiamo Alessandro Cappello, il coordinatore editoriale del sussidiario, con noi, per cui egregio direttore, questa è una lettera firmata. Sono un agricoltore, ho più di 60 anni, ho fatto la terza media, ma la mia carenza di istruzione non mi fa alterare la realtà. Le scrivo un po' arrabbiato da Imola. Vi informo su quello che è successo in Romagna. 1. Le campagne sono state abbandonate, soprattutto nelle zone montane, e nessuno tutela il territorio. Certe zone non danno meno reddito. 2. La manutenzione dei fiumi non viene fatta. Nei letti dei fiumi vengono fatti crescere molti alberi. A questi si aggiungono i molti rami secchi trasportati dalla corrente verso valle, che vanno a formare dighe lungo il corso dei fiumi. Questo riduce anche dell'80% il deflusso delle acque piovane, rendendo più facile la rottura degli argini. A Spazzate Sassatelli, frazione di Imola, il livello dell'acqua è più basso di circa 4 metri rispetto a 5 chilometri a monte, dove si è rotto l'argine del fiume Sillaro, che ha inondato le campagne. Se qualche agricoltore o persona di buona volontà intende pulire il letto del fiume, rischia sanzioni o la reclusione. Ci sono aziende che in cambio del legno asportato pulirebbero il corso dei fiumi a costo zero. È semplicistico dar la colpa al cambiamento climatico. Bisognerebbe invece dire che non si è stati in grado di capire come tutelare il territorio e aiutare nel territorio chi prova a sopravvivere. È falso dire che i giovani ritornano in campagna. No, numeri alla mano, dalle campagne i giovani diminuiscono continuamente, anche perché in campagna c'è da farsi un mazzo così, con un reddito molto basso. Non intendo essere offensivo, spero che abbiate capito il senso della mia mail, grazie dell'attenzione, Roberto Baroncini. Come sopra risulta lettera firmata, invece qua sotto è Roberto Baroncini. Ok. Va bene, ringraziamo Gianni che ci segnala questa cosa. Come vedete, la voce di chi lavora in campagna mi sembra quanto mai eloquente, e tra queste voci c'è anche la voce del ministro Lollobrigida, che paventa uno scenario simile a quello tratteggiato dal lettore del sussidiario. E infatti cosa dice al Giorno al collega Valerio Baroncini? Il ministro dell'Agricoltura: nella regione Orto d'Italia ora il pericolo maggiore è l'abbandono dei campi. La visita di Francesco Lollobrigida e del ministro dei trasporti Bignami, subito aiuti ai più colpiti, il governo è al lavoro per offrire il suo sostegno, riorganizzare il sistema di manutenzione per limitare gli effetti di eventi estremi. E allora ecco la domanda: Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, pensa dunque che stiamo pagando anche gli errori dovuti a una visione snobistica del settore? C'è stata una visione ideologica che non ha capito chi fossero i principali garanti della manutenzione del territorio. Ma questo governo ha cambiato l'approccio. L'esponente di Fratelli d'Italia 15 giorni fa era stato il primo rappresentante del governo, insieme col vice ministro Galeazzo Bignami, a visitare le aziende devastate di Castel Bolognese nel Ravennate. In questi giorni un bis spettrale. Ministro, intere imprese rischiano di perdere tutto, ci sono campi invasi da 4 metri d'acqua, l'Orto d'Italia affoga. Eventi di questa natura non si possono prevedere, seppure gli effetti del cambiamento climatico sembrino aumentare l'intensità delle precipitazioni in periodi sempre più brevi. Cosa direbbe oggi a chi è stato colpito 2 volte? Servono fatti concreti e visibili che diano garanzie e speranza a chi è stato colpito negli affetti personali ed economici. Vorrei poter avere parole di conforto, ma credo che in questa prima fase il vero conforto sia pervenuto dal grandissimo impegno della protezione civile, delle forze dell'ordine, delle forze armate e tantissimi volontari che si sono resi immediatamente disponibili senza risparmiare energie. A loro va il ringraziamento. Quale intervento può effettuare il governo? Fin dalle prime ore
Il governo si è attivato attraverso tutti i ministeri coinvolti per comprendere quali interventi fossero possibili subito, sentendo le rappresentanze del mondo delle imprese e le 5 organizzazioni principali rappresentative del mondo agricolo. Qual è il piano? I danni sono incalcolabili, sarà possibile valutarli solo con riassorbimento delle acque, con una verifica degli effetti immediati e del danno strutturale a produzioni agricole, industriali, commerciali e di collegamento. Abbiamo ragionato di interventi immediati su fiscalità, giustizia, sostegno alle imprese, credito. Fra qualche giorno incardineremo i provvedimenti più efficaci. Ma oltre a salvare persone, cose e ragionare sul futuro, c'è la fase più delicata e importante che rientra nelle cose finora ritenute impossibili ma che diventeranno realtà. Quale? Riorganizzare il nostro sistema di manutenzione dell'ambiente per limitare il più possibile i danni di eventi di tale natura. E qui si torna all'uomo da non vedere come un nemico. Per esempio, in legge di bilancio abbiamo garantito la possibilità di raccogliere legna nell'alveo dei fiumi, permettendo di contribuire alla pulizia dei corsi d'acqua che spesso esondano a causa di una cattiva manutenzione. L'uomo non è un estraneo, ma di nuovo un protagonista. Molti terreni, dopo gli eventi disastrosi, rischiano di essere stati a loro stessi e dunque causare ulteriori guai. Come invertire questa tendenza? È la cosa che ci spaventa di più. C'è un danno economico che va riparato, ma il rischio per molti, ad esempio, è di perdere i frutteti, non solo quest'anno, ma per sempre. Qualcuno potrebbe scegliere di mollare, come hanno fatto magari altri, meno pazienti di loro, di fronte alla marginalizzazione del settore agricolo e a una redditività troppo scarsa. Ecco, i problemi seri sono questi, non le fanfulle. Non le fanfulle, l'ideologia che vi devono levare la macchina col motore a combustione interna e quella. Voi vi potete, ci possono mettere pure i respiratori autonomi, ci possono obbligare pure ad andare in giro col boccaglio con le bombole dell'aria, dell'ossigeno, perché così inquiniamo di meno. Ma se non si fa la manutenzione al territorio, non risolvi niente lo stesso. Questi sono i veri problemi che devono essere affrontati. E se la gente lascia i terreni, se la gente espianta i frutteti o li lascia morire dopo una roba del genere, questo è tutto lavoro che non ci sarà. Queste sono tutte tasse che non si pagheranno. Questa è tutta produzione che non ci sarà di prodotto italiano. Questa è la verità. Parliamo tanto di tutela del prodotto italiano. Il prodotto italiano si tutela anche dando la possibilità ai cristiani di andare a fare legna in mezzo ai letti dei fiumi. Perché? Perché il fiume va tenuto pulito, perché se arriva la bomba d'acqua sfoga. Lo capisce anche un bambino. E invece qui andiamo avanti, no, ma la CO2 qua, là. Ma l'avete sentita Alessandro a Bologna ieri cosa ha raccontato? Anzi, facciamo una bella cosa. Se voi avete il frutteto nell'Emilia Romagna, 0292947222, raccontateci come siete messi. Raccontateci se avete ancora voglia e coraggio di fare imprese in queste condizioni o se avete deciso di mollare. Il telefono è aperto. Ma chiamate per questo 0292947222 oppure chiamate e diteci com'è il tempo stamattina, come sono messe le cose dalle vostre parti. Nel frattempo io chiudo questa pagina dedicata al maltempo, anche perché alle 9:15, vi ripeto, poi abbiamo Alessandro Cappello che chiaramente con lui parleremo di autonomia, delle polemiche che ci sono state in questi giorni. Nel mentre sono arrivate delle zappe. Che ricordi, Antonino, con questa canzone? Che anni fantastici e non ci rendevamo conto, ora possiamo certificarlo, i migliori anni della nostra vita. Grazie Antonino. Luigi da Treviso. Per così poco, ma ringrazia KC and the Sunshine Band. Avete sentito che pezzone? Comunque qua, diciamoci la verità, sì, va bene, i mottetti, va bene la musica classica, però dai, quando vi porto la disco al mattino, insomma, si parte un po' meglio o no? Mo, dai, non facciamo discussioni, sapete che c'è questa polemica interna alla radio tra me e la direzione sulle colonne sonore, però mo dai, lo possiamo dire che la disco fa bene alla salute. Federico, tu che ne pensi?
Assolutamente, Antonino. Ah, ecco, pensavo fossi morto, visto che tardavi a rispondere. Allora, buongiorno Antonino, purtroppo va riconosciuto che la segretaria è la perfetta rappresentante del suo partito, che io definisco cancro del paese, essendo nitidamente americana, sarà mica uno dei bracci ai poteri forti che ci vogliono indebolire? Non posso pensare che la sua che sia veramente così sconclusionata. Luciana da Udine, ma guarda, non è necessario essere americani per dire certe cose. Maurizio, ciao, avete notato come i consulenti della Schlein le hanno detto di non farsi vedere e tenere profilo basso nell'alluvione della regione dove era vicepresidente con delega ai fiumi e ai canali? E lei manca una parola. Bene, si qualifica da sola il partito che l'ha scelta. Forza Romagna, ce la faremo senza questi personaggi. Francesco da Marghera, Antonino, non ho visto un mezzo di soccorso elettrico tra quelli che sono intervenuti in soccorso degli amici romagnoli. Nemmeno io, se per questo. Ho visto solo mezzi diesel, penso un po' tu. Per esempio, ce l'avete presente quell'anfibio dei vigili del fuoco, quello che somiglia all'autoblindo Centauro? Ora non so com'è che si chiama, c'ha 4 ruote. Quello lì cammina con un bel motore diesel, un diesel a precamera, signori, roba proprio anni 80 totale, quelle belle nuvolazze di fumo nero. Sì. Questo diesel, porco diesel, direbbe qualcuno. Allora, Altro ascoltatore dalla tua parte, Antonino, Roberto dalla Brianza, ci scrive: evviva la disco. Infatti, vedi, grazie Roberto, che Dio ti benedica. Allora, adesso si potrà ancora dire che Dio ti benedica o questo offende forse la sensibilità altrui? Non si sa. Marila da Caspoggia, chi ci dice che il cambiamento climatico è dovuto alla CO2 riferita alle attività umane, chiedo di spiegarmi come mai la Groenlandia, traduzione Terra Verde, ha questo nome. Appunto, perché è una cosa indipendente da quello che facciamo noi, come dice il professor Franco Prodi, mentre invece il professor Parisi sul Corriere della Sera ci dice che è la CO2, che quindi vabbè, tra un po' tireremo la monetina per sapere che cosa c'è. Allora, la questione del canone Rai, chiudiamo questa pagina perché se no ci ingarbugliamo anche troppo e purtroppo la verità è che in realtà ci sono i morti, c'è l'acqua alta, c'è gente che non ha un posto dove dormire e c'è gente che per adesso il concetto di lavoro naturalmente nemmeno sa quale sia perché le cose sono drammatiche. Buongiorno dottor Danna, mi scrive Giovanni, il dottore all'ospedale, Gioà. Per corretta info, la raccolta della legna nei letti dei fiumi è possibile, bisogna chiedere un'autorizzazione all'organo competente, genio civile, magistrato del Po, eccetera. Sì, con lo SPID, come spiegava la capogruppo di Fratelli d'Italia. Ora tu prendi un cristiano di 75-80 anni che ha voglia di andare a fare legna perché c'ha il caminetto o la vuole mettere a seccare così il 15 d'agosto si spara il barbecue e deve avere lo SPID per poter porre la domanda alla forestale o a chi di competenza e dirgli scusate, posso andare a fare legna sul letto del fiume? Ma a voi pare logico? Cioè, secondo voi, voglio dire, un minimo di pragmatismo, ma ha senso una cosa del genere, secondo voi? Secondo voi? Se il letto del fiume è demanio, quindi pertiene allo Stato, quello che c'è, la legna, è dello Stato, è giusto? È giusto. Ma se è dello Stato, cioè di tutti noi, la legna che è nel letto del fiume è sostanzialmente res nullius, come i giornali sul treno quando il treno si ferma e la gente scende, quindi chiunque se la può andare a pigliare e ci vuole l'autorizzazione. Sentiamo questo ascoltatore, ha da dire qualcosa sull'Emilia. Chi parla? Antonino, buongiorno. Sì. Mi chiamo Edoardo. Desiderei Buongiorno. fare un duplice intervento. Allora, prima di tutto... un momento, chiedo scusa. Lei ha il frutteto nell'Emilia Romagna o vive in Emilia Romagna e vuole intervenire su questo tema? Desidererei, se fosse possibile,
dire qualche cosa sia per quello che riguarda il cambiamento climatico, sia per quello che riguarda la radio, se è possibile. Se non è possibile, sono fuori tema e riattacco. Sia breve, dica. Non sono breve, ma brevissimo. Allora, piccola esperienza personale. Sono andato a sciare, come sempre, a Breuil Cervinia e ho parlato con una persona locale e mi è stato detto che Breuil significa in valdostano acquitrino. E tra le varie località dove ho sciato a Cervinia Plateau Rosat. Hanno rivenuto la scorsa estate delle monete romane, poiché tutto era verde e i romani sono passati attraverso naturalmente quelle zone. La riflessione è molto semplice: ora ci sono delle nevi, prima evidentemente non c'erano, come Annibale che ha attraversato le Alpi con gli elefanti. Questa è la prima osservazione, quindi i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. Seconda roba, ho ricevuto una telefonata in questi giorni. La telefonata è molto semplice, era come si dice un 02, quindi un prefisso di Milano, e mi chiedevano che radio ascoltassi. Mi hanno fatto tutto un elenco di radio e Radio Libertà era esclusa. Io quando posso, volentieri o in auto oppure quando non ho impegni, ascolto volentieri Radio Libertà. Dopo tutto l'elenco, visto che eravate esclusi e Radio Libertà era esclusa, ho detto ascolto Radio Libertà. Questo è abbastanza sintomatico di una certa situazione. Grazie e buona giornata. Sono stato estremamente rapido. Grazie della telefonata. Che altro aggiungere a quello che ha detto lei? Niente, perché credo che abbia descritto tutto in maniera molto chiara. Allora, le 8:51, voi continuate intanto a mandare le vostre zappe al 346-642-7756. Centrodestra, siamo qua sul Mattino di Napoli. Centrodestra, battaglia sul canone Rai, la Lega vuole abolirlo, no di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Roma, canone sì o canone no? È cominciata la battaglia sulla tassa per la Rai. Questa sfida non si combatte soltanto tra destra e sinistra, con quest'ultima che insieme ai sindacati fa le barricate a favore dell'intoccabilità del canone, ma attraversa anche la maggioranza di governo, dove c'è la Lega che ha fatto del basta canone il suo spot da molto tempo. Salvini non perde occasione per cavalcare l'argomento. In Senato il Carroccio ha anche presentato una proposta di legge che dice via il canone dalla bolletta entro 5 anni e nel frattempo l'obolo da versare deve diminuire ogni anno del 20%. Che cosa dirà il ministro competente Giorgetti quando sarà sentito in commissione di vigilanza, la cui presidente, la grillina Floridia, ieri ha annunciato che verrà convocato? Il leghista Giorgetti ha Salvini da accontentare, ma allo stesso tempo sia Fratelli d'Italia, che pubblicamente in materia non si pronuncia, sia Forza Italia con Maurizio Gasparri molto sparato, senza il canone in bolletta per la Rai c'è un pericolo mortale. Sono su una linea diversa quindi da quella salviniana. Anche la D Sergio e il DG Rossi, che ben conoscono le problematiche aziendali e l'importanza di garantire al servizio pubblico la migliore agibilità possibile, vengono descritti tutt'altro che contrari al canone. Proprio Rossi, tempo fa, pur dicendo che ogni ipotesi è possibile, si è espresso così in proposito. Il canone serve a mantenere il servizio pubblico. Le nazioni che lo hanno tolto finanziano la TV pubblica tramite la fiscalità generale, prendendo spesso di più. Sì, però aggiungiamo anche che in un posto tipo la Spagna, la televisione e la radio pubblica non fanno la pubblicità. La Rai chiede un canone e vende pubblicità. E comunque la battaglia è cominciata. I sindacati ieri ascoltati in vigilanza sono passati all'attacco, attribuendo al governo una decisione che in realtà non c'è. Togliere la riscossione del canone dalla bolletta elettrica senza prevedere un finanziamento equipollente in alternativa significa privare la Rai della certezza delle entrate. Nessuna azienda è in grado di sopravvivere senza risorse e senza flussi di cassa quantificabili. E nel caso specifico della Rai questo significherebbe assoggettare l'azienda agli umori del governo di turno, qualunque esso sia, con risultati esiziali per il suo futuro. Al di là degli eccessi d'allarmismo, c'è da vedere come andrà a finire la questione. La Lega non arretra di 1 millimetro, c'è una posizione presa dall'UE che dice basta canone, dice Stefano Candiani, uno degli uomini più vicini a Salvini, e aggiunge c'è un impasse e bisogna trovare una soluzione.
È ovvio che quella più comoda sia quella di pagare il canone in bolletta, ma ora siamo obbligati a scelte alternative. Il PD è sulla posizione opposta, preoccupante voler levare il canone dalla bolletta. Il governo ci dica chiaramente se vuole che la RAI chiuda o meno. Il canone rappresenta i 2/3 del bilancio della RAI. A farlo notare Stefano Graziano, capogruppo Dem in Vigilanza RAI, dove ieri è intervenuta Maria Elena Boschi, e anche i renziani fanno muro contro le strategie di cancellazione del canone di marca leghista. Voi cosa ne pensate? 346 642 7756. Oh, grandissimo il nostro Gianni da Genova, che ha mandato un po' di fotografie di queste bellissime farfalle che ha fotografato evidentemente nella Superba, e quando si chiama Superba ha tutti i motivi per definirsi tale. Allora, buongiorno, mi ricordo che mio papà negli anni 60 lavorava in campagna, in primavera pulivano i fossi, toglievano le piante cadute o morte, la legna serviva per riscaldare le case, ma i verdi non vogliono, grazie. Scusate, per raccogliere rami, eccetera, basta una mail, comunicazione senza autorizzazione, vige il silenzio assenso, inviata da autorità bacino e comune. Torno a ripetere, ma ha senso una cosa del genere, ragazzi? Lasciamo stare le leggi e le cose. Ha senso secondo voi? La RAI non va riformata ma abbattuta. No, che Dio ce la conservi. Giovanni da Reggio Emilia. In Emilia Romagna si è costruito troppo, anche con contributi pubblici della regione, con nuovi insediamenti industriali a fronte di aree dismesse e non recuperate, solo a Bologna Fico, Philip Morris, eccetera. Oltre a tutta l'edilizia civile targata Coop. Poi ancora un discorso più articolato, la domanda si può fare anche negli uffici. Accedere a un fiume con mezzi per trasporto della legna e controllare che quello che viene prelevato è necessario. Tantissime leggi farraginose nascono dal concorso tra utenti che vogliono fare i furbi e soggetti istituzionali inadeguati. C'è un mondo grigio tra il bianco e il nero. Benissimo, allora facciamo una bella cosa. Facciamo raccogliere tutto questo ai forestali. I forestali fanno degli shop, o come li vuoi chiamare, ti vendono la legna. Lo Stato incassa, la legna viene venduta, ci si paga sopra l'IVA e quei soldi li destiniamo, per esempio, a costruire le vasche che non ci sono, oppure a costruire le dighe che servono per quando d'estate si crepa di caldo e l'acqua non c'è, oppure servono proprio per contenere e rallentare l'eccesso di acqua, perché le dighe sono la banca dell'acqua, no? Però sì, hai ragione, è che in questo paese siamo tutti furbi, sappiamo tutti come siamo gli italiani, no? Quelli delle barzellette, che c'è sempre l'italiano che arriva lui e aggiusta tutto lui, la ginocchiata, e siamo sempre lì. Lorenza Morello su Italia Oggi, la bravissima Lorenza Morello, dice ciò che si sente dire un po' ovunque e che una volta queste cose non succedevano, frase che però supera la retorica da bar e racconta uno spaccato d'Italia. È indubbio che quando l'economia nazionale era, specie nelle zone di campagna collinari, prevalentemente rurale, sebbene le piogge cadessero, non si assistesse, se non per casi davvero eccezionali come il Piemonte fu quello di Alba, a tragedie di questo tipo, perché laddove i terreni sono mantenuti, gli alberi che insistono sulle strade vengono sfrondati, quelli pericolanti abbattuti, gli alberi dei fiumi e i canali di scolo ripuliti, tutta la natura, piogge copiose comprese, fa il suo corso senza particolari danni. Tuttavia, da quando l'economia rurale è passata in subordine e laddove non ci sia un'attività imprenditoriale, nessun proprietario terriero si occupa più di mantenere i propri terreni, che spesso sono ereditati da figli o nipoti che vivono altrove e nemmeno sanno di averli, e i sindaci, strozzati da burocrazie e vincoli di bilancio, non riescono a occuparsi della manutenzione delle aree abbandonate. Ed ecco che la natura diventa selvaggia con tutte le conseguenze del caso. Lorenzo Morello su Italia Oggi, credo che siamo tutti d'accordo. C'è un audio, mandalo Federico, sentiamo chi è. Ciao Antonino, buona giornata. Bisogna ricordare sempre l'origine delle cose. I divieti di andare a fare legna sugli argini dei fiumi fu stabilito perché c'era gente che andava
ribaltare gli argini dei fiumi con la scusa di fare legna. Ora troviamo la sintesi, teniamo puliti gli argini dei fiumi, magari con l'attenzione, con, tra virgolette, il permesso della Guardia Forestale, visto che di forestali ne abbiamo tanti in Italia. Usiamo bene il territorio, usiamolo bene. Con questo non sto dicendo che questa è la situazione ideale, questa degli argini lasciati incustoditi. No, non è questa la situazione ideale. Il territorio va gestito e custodito per bene. Per quanto riguarda la musica, Antonino, ti voglio bene. Buona giornata. Grazie. Sì, sono d'accordo, però vedi, siamo nell'epoca dei droni. Voglio dire, in quest'epoca, dici tu, andavano a fare legna ma ribaltavano gli argini. Ci sono appunto, come dici tu, tanti forestali, si fa la vigilanza, si fa la sorveglianza si può fare coi droni, si può fare con le fototrappole, si può fare con qualsiasi cosa. Noi non siamo più nel 1980 che uno usciva di casa, buttava i documenti nel primo tombino e spariva e nessuno sapeva chi fosse più. Siamo nel 2023, ormai dovunque andate c'è una telecamera. Entrate nel paesuzzo più sgrauso, telecamere dall'ingresso, legnate sul mento, frazione di vergate sul membro, comune videosorvegliato con la cinepresa disegnata perché vi fotografano pure l'anima. Andate in giro, telecamere, andate altrove, fototrappola. Quindi si può fare il controllo. C'è un altro audio, sentiamo chi è. Buongiorno Antonino, due cose. Sulla RAI, se io voglio pagare il canone lo pago e vedo la RAI, se non voglio pagarlo non vedo la RAI, deve essere una scelta. A proposito di attivisti ambientalisti, anziché parlare tanto, un badile e degli stivali e ad aiutare le persone in difficoltà in Emilia. Grazie, ciao. Esatto, mi sembra abbastanza chiaro come concetto. Allora, per quanto mi riguarda la RAI potrebbe anche chiudere, Lorenzo 199. Se i compagni vogliono possono anche comprarsela e metterci Fazio con la sua gallina di contorno, l'importante è che non la pago io. Buongiorno Antonino, io da quando ho cominciato, buongiorno a te Ambrogio, io da quando ho cominciato a cercare di conoscere politicamente la Schlein, perché prima mi era sconosciuta, ho capito una cosa, a questa signora non interessano assolutamente i problemi concreti della gente, perché per lei le priorità sono utero in affitto, omosessualità, case green e auto elettriche. Questo va ricordato perché quello che è successo in Emilia dimostra appunto che per lei per i problemi concreti non è portata. Canone RAI, sono per l'abolizione e la sostituzione con decoder o scheda d'accesso per chi voglia vederla. Ma negli anni 70 ci fu un referendum vinto che privatizzava la RAI? Mario da Como, via il popolo sovrano e bue. Poi, buongiorno Mediaset, vive con i proventi della pubblicità e la RAI deve prendere soldi da noi contribuenti e con la pubblicità. Però per la RAI non basta mai, perciò annullare il canone sarebbe cosa buona e giusta. Buongiorno Antonino, se il clima non fosse in continuo cambiamento saremmo ancora invasi dai ghiacci. Buona giornata. Buongiorno Antonino, ma nelle Marche non è successo niente o anche lì sono sott'acqua? Francesco. No, è successo, ma non in maniera così grave come nell'Emilia Romagna, almeno per ora che si sappia. Ciao Antonino, servono volontari in Emilia? Grazie e Riccardo. Non lo so, proviamo a fare una ricerca. Sono 30 anni che aspetto che tolgano sono anni che dovevano togliere pure il bollo auto, in effetti quello lo aspetto anch'io. Ma qui i trasferimenti allucinanti del residuo fiscale galoppano. Amen, dottor Camerlengo. Francesco da Marghera, buongiorno a te. Antonino, molti avranno la loro ricetta per pulire i fiumi, ma purtroppo i fiumi si conservano utilizzando gente competente. Non è vero nemmeno che abbiamo molti forestali al nord. Ricordo che in molte regioni le guardie provinciali sono in via di dismissione perché Del Rio ha detto che costano. Walter Friuli Venezia Giulia, per la legna da togliere è retorico pensare che ci siano furbi italiani che speculano. Invece basta creare cooperative, avere piattaforme dove acquistare sia come cittadini che commercianti. La forestale può controllare, punto e basta. Pensare che siamo italiani ladri, soprattutto basta con verdi, sinistri e qualunquisti. Viva Radio Libertà e basta RAI e i servi RAI. Tra l'altro noi non vi chiediamo il canone, però se volete
essere dei nostri. Radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati. Credo che i canoni siano diffusi in tutta Europa, la differenza è l'aspetto morale ed etico con cui utilizzano questi budget. In Francia, per esempio, è di 129 euro ed è accorpata ad una tassa sulla casa. Ciao Gianluca. Credo che, no, guarda, in Spagna non ce n'è canone che io ricordi, e in Inghilterra, se non sbaglio, c'è solo questa charter, questo contratto che viene rinnovato ogni tot anni tra lo Stato e la BBC, che viene finanziata appunto in accordo con questa charter. Allora, adesso noi facciamo 30 secondi di sosta e poi apriamo i telefoni 0292947222. A tra poco. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo in onda con Antonino Danna. Grazie Federico. A proposito, vi ricordo che alle 9:15 abbiamo Alessandro Cappello, il coordinatore del sussidiario, e alle 9:30 c'è lui, mister elettrizzante, Alessandro Panza, con i suoi orizzonti verticali. 2 telefonate in rapida successione. Pronto, chi è là? Pronto, ciao Antonino, sono Giuseppe. Ciao carissimo, dimmi. No, una volta c'era Carosello e basta, cioè di pubblicità ce n'era pochissima, no? Allora è anche normale che ci fosse il canone Rai, no? Per sostenere insomma tutti i programmi della Rai. Ma adesso che fanno ogni 5 minuti fanno 10 minuti di pubblicità, non so perché. Perché dobbiamo pagare ancora il canone? Non riesco a capire. Anche questa è una domanda legittima. Ecco, questo è il nostro Davis da Malaga, mi conferma che in Spagna non c'è il canone TV. Altra telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, però abbiamo poco tempo, dimmi. Mi pregio di intervenire sulla gradevole, interessante, autorevole talk radio Libertà, il punto di Michele Caruso. Dunque, prove di disgelo tra Meloni e Macron, possibile incontro a breve. Dopo le tensioni dei giorni scorsi riguardo alla questione migratoria, dove Giorgia Meloni è stata apostrofata con l'epiteto di incapace nella gestione dei blocchi migratori, dove lei non ha accolto, invece la Francia non credo che abbia fatto molto meglio, dal momento che loro al confine li mandano indietro. Comunque è stata pacchettata dalla Francia perché al governo di una massa di gente disumana e inefficiente. Queste prove di riavvicinamento sono impossibilità di un vis-à-vis che forse c'è già stato alle chiavi in questi giorni nel G7 del Giappone tra Giorgia Meloni, il nostro premier, e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. L'Italia rimane un partner molto importante per la Francia e gli scambi tra Parigi e Roma continuano a tutti i livelli, anche a livello diplomatico, ne sono bilaterali, ha detto la Meloni. Dopo le polemiche che sono seguite alle dichiarazioni del ministro dell'interno Darmanin, dopo che anche il capo del partito macronista Sergent gli ha fatto eco. Io vorrei ricordare che secondo quanto dice l'Eliseo ci sono comunque delle distorsioni rispetto alla verità, perché l'Italia, ad esempio, riguardo alla luce che si è sfrutta lo scorso anno in seguito all'invasione dell'Ucraina dal Consiglio d'Europa, ha visto la Meloni voler inviare un messaggio di sostegno, di unità, ma anche di ricordare il legame ai principi e ai valori del Consiglio d'Europa, cioè la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani.
così come l'organismo di Strasburgo rappresenta una forma di internazione della potenza dell'Europa. Ed infine la Convenzione di Istanbul, che è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. Ecco, io vorrei un tuo parere, Antonino. Michele Caruso, grazie e buon proseguimento di giornata. Michele, il parere è presto espresso, si stanno preparando alle europee dell'anno prossimo e Macron soprattutto teme che un'eventuale vittoria del fronte lepenista o comunque del centrodestra francese e del centrodestra italiano significhino per lui un'evidente sconfessione e anche il rischio di dimissioni e fine anticipata del mandato. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto Antonino, buongiorno, sono Sergio da Bolzano. Qui Sergio, dimmi tutto, ciao, bentornato. Ciao. Senti Antonino, volevo fare riferimento appunto a quello che parlavi prima per quanto riguarda il controllo, diciamo, dei boschi, del territorio e così via, no? Allora io ti posso testimoniare, tu non so se conosci la Val di Sole o la Val di Rabi, se non la conosci te lo dico io in parole semplicissime. Ci sono due torrenti che sono molto, perché mia moglie è della Val di Sole, ho parenti lì. Ci sono due torrenti, il Noce e il Rabi, che sono molto molto pericolosi e tortuosi e impetuosi quando arrivano queste grandi piogge. No? Ecco, sai come fanno le popolazioni? I comuni fanno la sorte, la chiamano la sorte, vuol dire sorte. Ogni residente di ogni paese della Val di Sole e della Val di Rabi ha diritto a una porzione di terreno per portare via legna e fare, diciamo, ordine ai boschi. Ecco, uno è questo. Il secondo considerazione importante è che nella Val di Sole e anche nella Val di Non, da secoli, perché hanno una origine, diciamo, austro-ungarica, lì ci sono, ogni piccola frazione, ogni piccolo paesino ha la sua diciamo caserma dei vigili del fuoco volontari, e quando ci sono le piogge ogni paesino mette a disposizione un volontario del paese a controllare di notte gli argini del torrente, capito? Ecco, e allora lì loro controllano tutto, e questo, diciamocela tutta, è il vantaggio che ha l'autonomia del Trentino e anche dell'Alto Adige, e trovo strano che non si capisce questa importanza. Ti ringrazio Torino e buona giornata. Grazie a te carissimo. Insomma, come vedete la soluzione si trova, poi sai, nell'Alto Adige, viste le radici tedesche, i tedeschi hanno questo senso, o comunque i popoli di cultura tedesca, perché ci mettiamo anche dentro una parte della Svizzera e gli austriaci, è gente che ha una coscienza ecologica in effetti più sviluppata di quella, diciamo così, latina / mediterranea. Però io vi volevo leggere, prima di chiudere con la rassegna stampa, vi avviso soltanto di questo fatto. Bergoglio, vi sto leggendo qua da Il Giorno. Quel che è certo è che sapete che si parla di questa visita di Monsignor Zuppi, il presidente della CEI in Ucraina. Bergoglio, tornando da una visita di 3 giorni a Budapest, il 30 aprile scorso ha annunciato una missione di pace. Il 3 maggio ha avuto un lungo incontro con Zuppi, dove ha chiesto all'arcivescovo di Bologna di avere un ruolo attivo in questa operazione che prevede la fine del conflitto. Scontata la proposta del porporato, che ha sempre pensato che il dialogo fosse l'unica via per arrivare alla pace. Ogni guerra si conclude con un accordo, è la posizione del cardinale espressa in più occasioni, perché la pace non è mai l'equilibrio della paura, ma è l'abbandono della logica della distruzione per abbracciare quella della giustizia e della vita. Il presidente della CEI si pensa possa essere un interlocutore efficace non solo per la sua storia personale. L'arcivescovo di Bologna ha svolto un ruolo di mediatore per arrivare a una tregua nella complessa guerra civile in Mozambico e nel disarmo dell'ETA e nella parte francese dei Paesi Baschi. L'unico modo per uscire da questo conflitto, ricordava Zuppi durante lo scorso triduo pasquale, è quello di ripartire dagli accordi di Minsk, senza dimenticare che è dal 2014, non dall'anno scorso, che si combatte nel Donbass. Il gradimento dei 2 visitatori, perché, visto, ve l'avevo detto che c'era pure quello che parlava russo.
perché la missione è a Tenaglia, Zuppi lo mandano a Kiev, l'arcivescovo Claudio Gugerotti, che è capo del Dicastero Vaticano per le Chiese orientali, va a Mosca. Il gradimento dei due visitatori da parte di Russia e Ucraina è ritenuto il passo preliminare per procedere a un piano che ha come primo obiettivo quello di avere una tregua interlocutoria all'interno della quale i bambini ucraini portati in territorio russo possano essere ricongiunti alle loro famiglie. Su questo punto Francesco sta incontrando le resistenze di Kiev, che intende porre fine al conflitto solo quando sarà raggiunta nuovamente l'integrità territoriale. La missione è tutta in salita, ma la terza carta che la Santa Sede intende giocare è quella di coordinarsi con altre iniziative, a partire da quella cinese, per arrivare a uno stop anche solo temporaneo della guerra. Eh sì, è come vi dicevo io, usano Sant'Egidio come ballon d'essai per vedere com'è che va. Se poi dopo c'è una risposta, non dico positiva, ma comunque incline a dire vabbè, parliamone, allora dopo si infila direttamente la diplomazia vaticana. Quindi, visto, mandano Zuppi a Mosca e Gugerotto, Gugerotti a Mosca e Zuppi a Kiev. La manovra è chiara. Io dico che possono tentare, io dico che ce la possono fare, che stiamo parlando comunque da un lato Sant'Egidio, che è la diplomazia ufficiosa della Santa Sede, dall'altro è prefetto del Dicastero degli Orientali, quindi Curia, quindi stiamo parlando della più prestigiosa diplomazia del mondo. Potrebbero farcela. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, adesso si passa allo spazio del sussidiario con Alessandro Cappello. Jingle e partiamo.